Sin dal 2017 l'associazione Mare Amico documenta il fenomeno erosivo che ha cancellato 200 metri di spiagge e 50 metri di boschetto a Eraclea Minoa, un tratto di costa splendido della provincia di Agrigento. Sono passati 5 lunghi anni in cui questa associazione ambientalista, pungolo delle istituzioni, ha ripreso e mostrato come l'erosione e le lungaggini burocratiche abbiano cancellato per sempre una porzione di territorio. La novità è che a fine 2022, solo qualche giorno fa, sono partiti i lavori per salvare ciò che resta della spiaggia di Eraclea Minoa. Ma qualcosa non ci convince, continua Mare Amico. Forse sarebbe stata più opportuna la scelta di costruire alcune barriere soffolte al largo della spiaggia. Invece il progetto finanziato dalla Regione Sicilia, come si vede dalle immagini, prevede l'installazione di 3 bracci frangiflutti ortogonali alla costa. Si tratta di una soluzione dal grosso impatto visivo. Speriamo, conclude Mare Amico, che tutto ciò serva a salvare effettivamente Eraclea Minoa e la sua spiaggia.